ENAIP Veneto, Centro Servizi Formativi Dino Coltro, rilancia la sede di Verona con investimenti importanti nei laboratori di elettronica e di addetto alle vendite e con la formazione continua dei docenti. Ogni anno vengono revisionate le figure professionali per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, con il quale ENAIP sta attuando nuovi progetti atti alla preparazione pratica e teorica degli studenti. Altro aspetto che rende ENAIP un istituto all'avanguardia è la didattica inclusiva, che segue con particolare attenzione gli allievi con una spiccata abilità pratica ma con difficoltà nell'approccio teorico. Noi lavoriamo un po' sull'elettronica in senso lato e stiamo facendo dei lavori con Arduino e attraverso Arduino, attraverso il disegno con AutoCAD praticamente facciamo dei prototipi per poter usare con la stampante 3D. Didattica e tecnologie informatiche anche per il settore vendite con l'utilizzo di software per la gestione del punto vendita e anche un approccio all'e-commerce. È una figura professionale innovativa che dà la possibilità ai nostri ragazzi di acquisire competenze non solo per quanto riguarda il visual merchandising, ma anche tutta una serie di competenze relative all'ambito amministrativo contabile, non solo, anche al marketing e a tutta un'altra serie di competenze relazionali che le aziende ci richiedono nel momento in cui i ragazzi fanno lo stage. A breve introdurremo un'area relativa alla vendita online, alla gestione dell'e-commerce, in modo da renderci competitivi sul mercato e quindi di favorire lo sviluppo dei nostri ragazzi nel mondo del lavoro. Tra le novità di ENAIP, il sistema duale. Il sistema duale è un nuovo metodo didattico che prevede l'alternanza scuola-lavoro e che ha l'obiettivo di rafforzare il collegamento tra la formazione professionale e il mondo del lavoro e quindi favorire la transizione dall'ambiente scolastico all'ambiente lavorativo. La sede ENAIP di Verona vi aspetta per aiutarvi nell'orientamento alla scelta scolastica dopo la scuola media o come opportunità di riscatto di fronte ad insuccessi scolastici.